Caccia alle utenze abusive, il comune di Agrigento consegna la banca dati ad AICA per debellare il fenomeno degli allacci fantasma. In discussione all'ARS una nuova sanatoria per le case costruite sulla battigia entro i 150 metri. Al via domani il convegno sull'Alzheimer, 1 a 2 giorni che approfondirà il tema in maniera multidisciplinare. Istituita la consulta giovanile, approvato il regolamento dal Consiglio Comunale di Favara. Visita della Commissione Antimafia oggi all'Istituto Pertini di Palermo, il Parlamento della Legalità in visita dal Santo Padre per donare il libro Il mio nome è amore. Conferenza stampa ieri del patron Giuseppe Deni per fare il punto sul campionato in corso, positivo il bilancio tracciato, in arrivo un nuovo socio e il nisseno Massimo Ferraro che acquisirà il 15% del capitale azionario. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Caccia alle utenze abusive e irregolari. Il comune di Agrigento consegna la banca dati ad AICA, il servizio. Debellare il fenomeno degli allacci abusivi e irregolari in ambito non solo idrico ma anche fognario e depurativo. Con questo obiettivo AICA ha chiesto al Comune di Agrigento la consegna della banca dati, uno strumento informatico che consente all'azienda di attivare verifiche incrociate affinché siano individuate le utenze irregolari, come ad esempio quelle che utilizzano fognatura e depurazione in assenza di regolare contratto idrico o ancora le utenze abusive. Nei prossimi giorni dunque AICA comincerà i percorsi di verifica mirata tra i dati delle utenze in suo possesso e quelli invece contenuti nella banca dati del Comune di Agrigento, dando il via alle azioni di contrasto all'evasione della tariffa e agli illeciti. Fenomeno questo che, pesando sul bilancio dell'azienda, ricade sulle utenze regolari, facendo venire meno il principio del pagare tutti per pagare meno. In arrivo una nuova sanatoria per le ville costruite sulle spiagge entro i 150 metri dalla battigia tra il 1976 e il 1983, che compatta la maggioranza, critica le opposizioni. La proposta ha visto il parere favorevole della Commissione Ambiente dell'ARS su proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia, onorevole Giorgio Assenza. Il servizio di Margherita Trupiano. Tra 200.000 e 400.000 abitazioni costruite in Sicilia entro i 150 metri dalla battigia tra il 1976 e il 1983 potrebbero andare in sanatoria edilizia, e questo è il risultato del parere favorevole rilasciato dalla Commissione Territorio e Ambiente dell'ARS su un apposito provvedimento del capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio Assenza, che vuole così regolamentare la posizione di tante abitazioni costruite abusivamente e per le quali i proprietari abbiano presentato domanda di sanatoria nel 1985 e si trovino in comuni che alla data del 10 giugno del 76 erano dotati di strumenti urbanistici, compresi i semplici regolamenti edilizi. Il provvedimento andrà dunque presto in aula, dove la maggioranza di governo si esprimerà, e a tal proposito hanno già espresso disponibilità ad appoggiarlo i partiti del centrodestra, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana di Cuffaro, che saranno tutti compatti per mettere fine ad un'anomalia che si perpetua da 40 anni. Naturalmente critiche feroci arrivano dalle opposizioni PD e 5 Stelle, che hanno espresso la loro contrarietà. E addirittura Giampiero Trizzino, consulente dei Pentastellati sui temi dell'ambiente, si spinge a dire che la norma potrebbe essere incostituzionale. Anche questa volta l'ARS non si è fatta scappare l'occasione di fare una pessima figura in termini di sostenibilità, afferma, mentre Nello Di Pasquale del PD dice che è una norma che prende in giro la Sicilia e che rischia solamente di alimentare illusioni.
Saranno migliaia le ville abusive costruite in dispregio della norma che tende a tutelare le spiagge dalle colate selvagge di cemento, che potranno essere sanate, e molte di queste si troverebbero, come riferisce il Fatto Quotidiano, a Marina di Ragusa, città del Meloniano. Intanto la normativa procede spedita verso l'approvazione. Al via domani, venerdì 27 e sabato 28, presso l'Hotel della Valle di Agrigento, un interessante convegno dal tema La complessità nella gestione della malattia dell'Alzheimer, uno sguardo multidisciplinare, il servizio e le interviste. Si terrà domani venerdì con inizio alle ore 15 e sabato 28 ottobre con inizio alle ore 8:30 presso l'Hotel della Valle di Agrigento un interessante convegno dal tema La complessità nella gestione della malattia di Alzheimer, uno sguardo multidisciplinare, organizzato dal dottor Leonardo Giordano, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP 1 di Agrigento, e dalla dottoressa Eliana Gucciardino, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Degenerative Involutive, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASP 1 di Agrigento. Il convegno prevede un ricco programma scientifico diviso in 4 sessioni nelle quali saranno affrontate da parte dei relatori le molteplici tematiche inerenti alla malattia dell'Alzheimer, con particolare attenzione al delicato compito dei caregiver, ad affiancare i responsabili scientifici Leonardo Giordano e Eliana Gucciardino, il board scientifico composto dai dottori Giovanni Alba, Simona Carisi, Gaetana Chillemi, Paola La Sala Savona, Valentina Mularo, Giuseppe Provenzano, Emanuele Pecoraro, Claudia Sgarito. Testimonial del convegno è l'attrice Margot Sicaboci, nota principalmente per il ruolo di Maria Martiri nel telefilm Un medico in famiglia, che affronterà il delicato argomento che coinvolge i familiari e i caregiver di L'amore oltre la malattia. Un particolare saluto sarà effettuato anche attraverso un videomessaggio dal noto attore italiano Lino Banfi, che parlerà della sua personale esperienza con l'Alzheimer che ha colpito la moglie successivamente deceduta. Il convegno La complessità nella gestione della malattia di Alzheimer, uno sguardo multidisciplinare, vuole porre l'attenzione su una patologia quale l'Alzheimer in costante crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione. Questo convegno è stato fortemente voluto da me e dal dottore Giordano, il capo dipartimento della salute mentale, molto attento nei confronti della fragilità. Verrà coinvolti specialisti nei vari ambiti che si confronteranno sul tema dell'Alzheimer. Verranno affrontati vari aspetti che va dalla prevenzione alla diagnosi precoce, all'approccio importante di tipo psicosociale nella gestione sia del paziente che del caregiver, ponendo l'attenzione anche agli aspetti medico-legali del paziente psicogeriatrico e l'importanza anche delle comorbidità nella gestione della patologia. Questo momento sarà un momento di confronto articolato nelle 2 giornate con diverse sessioni scientifiche, che sarà preceduto da un'apertura inaugurale del convegno che vedrà come testimonial d'eccezione Margot Sicaboni, la Maria di un medico in famiglia, che mostrerà una performance artistica sul tema dell'Alzheimer e un tech message di Lino Banfi, che con la sua innata dolcezza condividerà con i caregiver la propria esperienza personale. A questo seguiranno le sessioni scientifiche, le sessioni di lavoro, e il focus che vogliamo porre in questo convegno è soltanto non quello di porre l'attenzione sull'Alzheimer al fine di effettuare e di promuovere la diagnosi precoce della patologia, ma anche quello di promuovere una cultura che punta sul benessere, anche nei pazienti che hanno già una diagnosi di demenza. E questo attraverso la messa in campo di equip pluridisciplinari che si prendono cura del paziente e della famiglia in toto. Diciamo che il Dipartimento Salute Mentale, unitamente all'Unità Operativa Complessa Malattie Neurodegenerative e Demenze, ha voluto organizzare questo convegno che si terrà il 27 e il 28 di ottobre presso l'Hotel della Valle,
dove diversi operatori attinenti a varie specialità e anche a professioni di tipo non medico, psicologi, sociologi soprattutto, affronteranno temi molto complessi proprio a testimoniare che la gestione del paziente con demenza è una gestione che richiede un approccio multidisciplinare. Difatti tratteremo non solo aspetti diagnostici e terapeutici in un tema in cui praticamente la rilevanza è sempre più ampia. Basti pensare che le demenze sono tra le principali cause di morte nell'anziano e soprattutto tra le principali cause di invalidità e inabilità. Quindi non solo, dicevo, aspetti di tipo diagnostico, terapeutico e clinico, ma anche aspetti che apparentemente poco hanno a che fare con la gestione del paziente. Mi riferisco per esempio ad aspetti giuridici, ad aspetti psichiatrico-forensi, le cui conoscenze sono richieste anche agli operatori che nel quotidiano lavorano e si confrontano con questo disagio, non solamente nell'ambito dei centri per la demenza, ma anche nei centri salute mentale, piuttosto che nelle comunità, piuttosto che in altri ambiti. Viene sempre richiesta maggiore attenzione e maggiore competenza all'operatore, che deve conoscere e saper gestire anche questi aspetti non prettamente di tipo medico. Sono più di 300 i migranti arrivati nella notte a Lampedusa dopo che ieri sera l'hotspot si era svuotato, ritrovato anche e sequestrato dai carabinieri un barchino nella spiaggia di Eraclea Minoa. Non c'è pace per l'hotspot di Lampedusa, che appena ieri si era quasi svuotato e stanotte ha accolto nuovamente ben 347 migranti, di cui 2 donne giunti nella più grande delle isole Pelagie a bordo di un peschereccio di 25 metri. Il barcone è salpato da Zuara in Libia ed è stato soccorso dalle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. I migranti hanno riferito di essere di nazionalità bengalese, egiziana, pakistana e siriana e di avere pagato per giungere in Sicilia cifre che vanno dai 4.000 agli 8.000 euro. Proprio ieri erano stati in 210 a lasciare il centro di prima accoglienza con il coordinamento della Prefettura di Agrigento, che ne ha disposto l'imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza di Contrada Embriacola erano rimaste appena 9 persone. Intanto proprio ieri i carabinieri hanno trovato e sequestrato un'imbarcazione di metallo, di quelle usate per le traversate della Speranza, nella spiaggia tra Eraclea Minoa e Capobianco. È possibile che il barchino possa essere stato abbandonato in mare e spinto dalle correnti sulla battigia, perché intorno allo stesso e nella zona non è stata trovata traccia alcuna di migranti. E sempre a Lampedusa il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, accompagnato dal capo di Stato Maggiore del Comando Generale Leandro Cuzzocrea, si è recato in visita presso la tenenza e la sezione operativa navale dell'isola per incontrare e ringraziare le Fiamme Gialle in servizio a Lampedusa. Il suo arrivo è stato accolto dal comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale, generale Corpo d'Armata Rosario Lorusso, e dal comandante regionale Sicilia, generale divisione Cosimo Di Gesù, per recarsi poi presso le 2 caserme del Corpo, ove ha voluto salutare singolarmente ognuno dei finanzieri del comparto ordinario e di mare di stanza a Lampedusa e impegnato quotidianamente in prima linea nella gestione dei flussi migratori in stretta sinergia con le altre forze di polizia e con i colleghi europei dell'agenzia Frontex. I dati dell'Istat nazionale sulla povertà sono purtroppo in notevole aumento. Il servizio di Lello Casesa. Qualche giorno addietro l'Istat ha pubblicato un report sulla povertà assoluta nel nostro paese, un report relativo al 2022 in cui emerge in maniera chiara e netta che oltre 2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà,
con una percentuale in crescita del 9% rispetto all'anno precedente. Causa principale del peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione, con un impatto negativo sulle famiglie numerose residenti in periferia e nel sud in modo particolare. Difatti il disagio maggiore si evidenzia nelle famiglie con 3 o più figli minori, dove l'incidenza arriva quasi al 23%, e per le coppie con 3 o più figli. C'è da considerare inoltre il territorio nel quale si vive, che incide tra il nord, il sud ed il centro. L'incidenza varia dall'11,5% del centro al 15,9% del mezzogiorno. Rispetto al 2021 la condizione dei minori è stabile a livello nazionale, ma si colgono segnali di peggioramento per i bambini dai 4 a 6 anni del centro e per quelli dei 7-13 del mezzogiorno, per i quali si arriva fino al 15% osservato nell'anno precedente. Ancora molto più elevata la povertà assoluta tra gli stranieri. Gli stranieri in povertà assoluta sono infatti oltre 1.700.000, con un'incidenza pari al 34%, oltre 4 volte e mezzo superiore a quella degli italiani, ferma al 7,4%. E anche Favara avrà la sua consulta giovanile. È stato infatti approvato il regolamento dal Consiglio Comunale di Favara. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Si sono viste subito le conseguenze dello scontro in atto in seno al Consiglio Comunale di Favara tra una parte dell'opposizione di centrodestra e il sindaco Antonio Palumbo. Dopo aver presentato ed approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici Emanuele Schembri, gli stessi consiglieri avevano annunciato che non avrebbero partecipato ai lavori d'aula fino a quando il sindaco non avesse attuato la mozione, ovvero il licenziamento del suo assessore. Detto fatto, nella seduta di ieri sera, dopo l'appello, alcuni consiglieri, Lentini, Indelicato, Virone, Dallecardillo, Lombardo, per citarne alcuni, sono usciti, per cui la seduta è caduta per mancanza di numero legale. Intanto, nella precedente seduta, il Consiglio Comunale aveva approvato e modificato 3 importanti regolamenti comunali. Quello per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, la costituzione della Commissione Consiliare Pari Opportunità in riferimento all'articolo 33 dello Statuto Comunale e la modifica del regolamento della consulta giovanile, che adesso potrà essere costituita. A tal proposito sentiamo la consigliera Miriam Indelicato, componente della Commissione Comunale che ha elaborato la proposta, e Stefano Nobile, portavoce di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Sì, il lavoro che ha fatto la quinta commissione su queste modifiche nel regolamento della consulta giovanile ci permetteranno innanzitutto di andare a istituirla nel più breve tempo possibile, visto che era decaduta. Inoltre vanno a incentivare il lavoro sinergico fra il Consiglio Comunale, fra l'amministrazione e la consulta appunto giovanile. La modifica importante che inoltre è stata fatta è quella di andare a regolamentare anche le sedute in videoconferenza, in modo tale che tutti i giovani fuori sede che però vogliono essere attori principali attivi della consulta giovanile e partecipare al lavoro per rendere più attiva Favara possano in questo modo collaborare. Secondo te che cosa vogliono i giovani e che cosa chiedono per prima? La prima cosa che chiedono i giovani è che ci sia più attività e il pensiero per loro, perché spesso si pensa sempre molto ai più piccoli, ma le attività per la fascia adolescenziale magari sono quelle che vengono a mancare meno e sono quelli che portano poi i nostri giovani ad allontanarsi sempre di più. Sono dati che purtroppo vengono evidenziati anche dall'Istat. In Sicilia i giovani emigrano. È quello che vogliamo evitare. E quindi questo sicuramente sarà un'occasione importante per chi vuole impegnarsi per il proprio paese, per il proprio territorio. Sì, sono convinta che in questo modo chiunque, appunto, essendo che possa aderire alla consulta giovanile e portare le proprie idee, portare il loro contributo per poter rivalorizzare il nostro territorio. L'importante è sempre cercare di fare qualcosa per migliorare tutto.
Il Consiglio Comunale di Favara approva il regolamento per l'istituzione della consulta giovanile, sicuramente un traguardo importante e uno strumento utile per i giovani per essere presenti e parte attiva. Assolutamente, finalmente la consulta giovanile si istituisce anche sul territorio del Comune di Favara, i ragazzi finalmente avranno possibilità, non solo coloro i quali fanno parte di un'associazione ma anche chi non fa parte di un'associazione culturale, di contribuire con il proprio bene all'ordine del giorno comunque dei consigli comunali mediante appunto lo strumento della consulta o anche in iniziative volte alla valorizzazione del territorio per appunto far crescere il nostro paese e lasciare alle nostre generazioni future, anche ai ragazzi di Favara, un qualcosa di buono. Che cosa spinge un ragazzo a interessarsi di politica e a essere anche parte attiva nell'amministrazione e nella società? Beh, in primis l'amore per la propria terra, per la propria famiglia, anche l'amore per quello che i nostri antenati, i nostri avi ci hanno lasciato, per quello che i nostri antenati ci hanno lasciato e che dovremo tramandare ai nostri futuri, ai nostri giovani e chi verrà anche alle generazioni future. Ma qual è la prima cosa che voi chiedete? Beh, in primis ascolto e collaborazione. I centri commerciali, a causa della forte crisi e sempre alla ricerca di nuove fasce di utenza, si riposizionano nei centri storici delle città abbandonando le periferie. Il servizio di Lello Casesa. Siamo certamente a conoscenza che le novità in Sicilia arrivano sempre dopo, ma i primi segnali iniziamo a vederli anche adesso. Stiamo parlando della difficoltà dei centri commerciali in Italia che decidono di traslocare nei centri storici delle città per intercettare clientele e creare migliori e diverse opportunità. Da circa 20 anni assistiamo ad una fortissima espansione di centri commerciali in tutto il paese, con aziende internazionali e megastore che riempiono ogni giorno ed in particolare i fine settimana famiglie e comitive. Pare che stia cambiando anche la mentalità e la metodologia con i centri storici, che diventano sempre più aree dello shopping a cielo aperto. A pagare lo scotto sono i grandi spazi delle periferie che perdono clienti e guadagni. E così i colossi dell'arredamento, dell'abbigliamento, dell'elettronica o dell'alimentare in questi anni si sono riposizionati per intercettare una fascia di acquirenti poco disposta a spostarsi. Negli ultimi 10 anni in Italia sono spariti ben 100.000 negozi. Il dato è del centro studi delle Camere di Commercio ed allora l'idea di traslocarsi e riposizionarsi. Un fenomeno già sviluppato da alcune capitali europee. Non è un caso che IKEA, il brand svedese che è approdato in Italia nel 1989, ha aperto il suo primo store alle porte del Duomo. Vogliamo essere raggiungibili a piedi con i mezzi pubblici, spiega Monica Corsini, manager di IKEA, e offrire al cliente una dimensione più intima con un servizio personalizzato. Tra gli obiettivi anche quello di intercettare un pubblico più anziano che magari non è in grado di fare ordini sul nostro sito e un pubblico business con la progettazione di uffici. Vogliamo creare un'occasione di incontro. Alcuni dei nostri clienti del centro di Milano non erano mai stati in un negozio IKEA, ammette, e questa formula ci dà la possibilità di farci conoscere in città dove non siamo presenti con i negozi tradizionali. Un sistema misto, insomma, di Orsini, dove accanto al contatto diretto con i progettisti c'è la vendita online con la consegna a domicilio. Succederà presto anche da noi? Emergenza droga, la commissione antimafia in visita oggi all'Istituto Sperone Pertini di Palermo. La corrispondenza. Affrontare l'emergenza crack è il tema della protezione dei minori, coinvolgendo le istituzioni e le realtà del territorio. È il senso dell'incontro all'Istituto Comprensivo Sperone Pertini di Palermo della Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici. La seduta si è tenuta al plesso Puglisi. Noi abbiamo avviato qualche mese fa, attorno al tema della droga e soprattutto della diffusione del crack in alcune zone, i fatti anche di cronaca che hanno caratterizzato questo fenomeno, che devo dire più passano i giorni più avverto che il sistema appare impreparato a gestire una fattispecie, diciamo, di consumo che sta creando tanti drammi alle famiglie, ma che il sistema
diciamo, ancora stenta a organizzarsi per far fronte a una risposta sociale. È importante quello che è avvenuto in questo quartiere sul piano repressivo. Oggi annunceremo che uno dei primi risultati che abbiamo ottenuto, diciamo, a seguito di questo faro che abbiamo acceso sul tema del crack è che la Regione Siciliana ha avviato un bando di 5 milioni di euro che consentirà alle associazioni del terzo settore, di concerto con il sistema pubblico, comuni, ASP, di costruire forme di risposta sociale nelle nostre comunità. Come scuola possiamo essere presenti sul territorio sempre nella quotidianità e nel rapporto di fiducia che si instaura con le famiglie. Avviare i ragazzi e i bambini verso percorsi intanto di legalità, di autodeterminazione, di consapevolezza delle proprie potenzialità e per scommettere sul proprio futuro, sul sognare il proprio futuro al di là di quello che i bambini e i ragazzi vedono per strada ogni giorno, perché è uno scenario onestamente deprimente e che potrebbe proprio uccidere i loro sogni. Allora la scuola ha questa funzione, quella di aiutarli a crescere. Danilo Dolci diceva si cresce solo se sognati. Noi li sogniamo insieme, tutti quanti, siamo qui due dirigenti delle due scuole dello Sperone, siamo insieme a un esercito buono, bello, di insegnanti, di personale amministrativo, di collaboratori scolastici. Emarginazione ed esclusione sociale, allarme nelle periferie, il servizio di Messina. A dire il rapporto Save the Children, le aree svantaggiate, quelle densamente popolate della città, rappresentano un problema per i giovani, per i minori, perché mancano, ecco, quei servizi che probabilmente in quelle aree dovrebbero essere potenziati, a cominciare da quelli che anche il Comune dovrebbe garantire. Ci sono del resto le risorse. Sì, questo lo dice il rapporto che è stato pubblicato proprio l'altro giorno, che evidenzia delle disuguaglianze spropositate tra le persone che hanno un livello di istruzione adeguato, diciamo, in base alle normative, alla legge dello Stato italiano, e a quello che invece non si fa nei territori. Molto spesso viene evidenziato che chi non ha neanche un diploma nell'area non ha accesso al mercato del lavoro. Se ci aggiungiamo che non ci sono i servizi, oserei dire un diritto, perché andare a scuola con i livelli di istruzione che noi abbiamo e soprattutto garantire il diritto, diciamo, ad avere un'istruzione adeguata anche con gli asili nido, questo ovviamente rappresenta un problema. Sono arrivati dei finanziamenti, circa 5 milioni di euro al Comune di Messina per costruire gli asili nido, e non soltanto, perché ci sono anche dei fondi per poi gestire gli asili nido anche con il personale. Non si riesce a capire il motivo per la quale il Comune non è attivo queste risorse. Noi speriamo che ci sia una risposta positiva da parte dell'amministrazione, perché credo che sia importante raggiungere quel 33% che ovviamente dice la norma. Noi a Messina siamo al 5,5%. Una percentuale troppo bassa, è difficile anche da raggiungere in poco tempo. No, però se ci sono dei finanziamenti è giusto spendere, perché se non si inizia, col passare del tempo ovviamente questo divario aumenta ancora di più. Se ci mettiamo dentro anche la questione dell'autonomia differenziata, che aumenterebbe questo gap non soltanto infrastrutturale, ma un problema anche culturale, un problema di servizi, accesso alla sanità, alla pubblica istruzione, per noi rimane un problema. Non può nascere a Messina motivo di svantaggio rispetto ai bambini e alle persone che nascono invece a Milano, a Reggio Emilia, dove invece il tasso di scolarizzazione e di dispersione scolastica è molto più basso. Chi nasce a Messina deve avere le stesse opportunità di chi nasce al nord. Certo l'autonomia differenziata non aiuta, ma allo stesso tempo i fondi che arrivano devono essere spesi per la collettività. La dispersione scolastica, che è problema dalle nostre parti, è anche conseguenza di questa mancanza di investimento sul territorio. Certo, perché i bambini, diciamo, gli alunni che hanno il tempo pieno stanno 8 ore a scuola. Questo facilita anche un inserimento sociale nel mondo del lavoro anche per i genitori, soprattutto per le mamme, perché l'altro elemento dato negativo è che le mamme in Sicilia e nel sud Italia sono quelle o che non accedono al mondo del lavoro o che addirittura lo devono lasciare se lo trovano, perché devono ovviamente accudire i figli a casa. Quindi questo è un servizio, prima di tutto una questione didattica per i bambini, perché devono stare
a scuola per la loro formazione e la loro educazione, ma anche un servizio sociale in aiuto alle famiglie. I soldi ci sono e devono essere spesi. Noi abbiamo chiesto chiarimenti al Comune affinché si faccia chiarezza su questi fondi che sono arrivati al Comune e il motivo per quale non sono stati ancora spesi. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Presentato in Vaticano il libro di Mannino e Sardisco del Parlamento della Legalità, l'udienza mercoledì con il Papa Francesco, cui è stato consegnato il libro Il mio nome è amore, con centinaia di lettere scritte da tanti giovani. Presentato in Vaticano il libro di Niccolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale, all'udienza di mercoledì scorso con il Salvatore, padre Niccolò Mannino e Salvatore Sardisco, hanno omaggiato a Papa Francesco il libro Il mio nome è amore, con centinaia di lettere inneggianti alla pace scritte dai giovani studenti che in Casa Parlamento della Legalità Internazionale stanno vivendo in prima linea il progetto formativo culturale Ricercatori dell'Alba. Papa Francesco durante l'udienza ha parlato di inculturare il Vangelo nella vita quotidiana. E quando abbiamo avuto la gioia di incontrarlo e stringergli la mano come Parlamento della Legalità, ho avuto l'opportunità di dirle: Santità, noi abbiamo un progetto formativo culturale che ha come slogan Ricercatori dell'Alba. Ci aiuti a cercare, a invocare, a implorare un'alba di pace, di gioia, di amore alla vita. Ho visto il Papa chiudere gli occhi, posare la mano sul libro e quasi pregava. Ed è un'emozione, guardate, che cerchiamo di comunicarvi con questa intervista per dire che il Parlamento della Legalità Internazionale ancora una volta viene benedetto da Papa Francesco e da Roma, da questa bella capitale, dal Vaticano. Parte un tour per Montecitorio, poi per il Campidoglio e poi andremo anche a Madrid. Toccheremo tante realtà per dire che amare è possibile e che la pace non è un'utopia. Il Parlamento della Legalità si ferma a Roma, già da ieri noi abbiamo presentato il libro alla Chiesa Sant'Anna in Vaticano e oggi abbiamo avuto il piacere sul Sacrato di consegnarlo a brevi mano a Sua Santità. Oggi incontreremo anche in questo giro di conoscenze il prefetto di Roma, il prefetto Giannini. La comunità di Tortorici nel Messinese piange la morte di Galati Rando, l'autotrasportatore deceduto ieri pomeriggio nell'autostrada A19 nelle vicinanze dello svincolo di Tremonzelli per un grave incidente. La comunità di Tortorici è addolorata per la tragica morte del quarantenne Rosario Galati Rando a seguito dell'incidente avvenuto martedì pomeriggio sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un altro giovane e nelle prossime ore si spera di ricevere notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute. Con una nota ufficiale l'amministrazione comunale di Tortorici si stringe attorno alle due famiglie. La tragica morte del giovane Rosario Galati Rando, si legge nel comunicato, addolora e sconvolge l'intera comunità di Tortorici. Un giovane ben voluto da tutti. Una morte in circostanze tragiche non lascia spazio ad altri sentimenti, se non quelli del dolore. Il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio comunale ed i consiglieri tutti, a nome della cittadinanza, prosegue la nota, si stringono attorno alla famiglia ed agli amici in questo profondo momento di tristezza. Un pensiero anche per l'altro giovane coinvolto nel terribile incidente, confidando che possa tornare presto a riabbracciare i propri cari. Conferenza stampa ieri del patron Giuseppe Deni per fare il punto della situazione dopo diversi mesi del campionato. Quest'anno non eravamo pronti per fare un campionato di Serie C, dovevamo assestarci, abbiamo allestito una compagine importante, qualcuno non è stato all'altezza, qualcuno sì. Sentiamo un estratto della conferenza stampa. Conferenza stampa ieri del patron dell'Agragas Giuseppe Deni per fare il punto della situazione. Dopo diversi mesi dall'inizio del campionato, quest'anno non eravamo pronti per fare un campionato di Serie C, afferma Deni, dovevamo assestarci, abbiamo allestito una compagine importante, qualcuno è stato all'altezza, qualcun altro no. Diversi gli infortuni che abbiamo avuto e cui abbiamo dovuto fare i conti, tutto sommato il riscontro secondo Deni è nettamente positivo per la squadra. Ha previsto anche l'ingresso di un nuovo socio, si tratta del nisseno Massimo Ferraro che acquisirà il 15% delle azioni. Abbiamo detto a chiare lettere
che quest'anno avremmo fatto un campionato onorevole, un campionato di alto spessore, ma non eravamo pronti a fare un campionato per essere promossi in Serie C. Dovevamo prima di tutto assestare questo per la lealtà che ci contraddistingue e per i rapporti, diciamo, chiari e lineari che vogliamo avere con la città calcistica. Diciamo che malgrado tutto abbiamo allestito una compagine dal punto di vista della rosa dei giocatori importanti, nomi importanti. Qualche nome non è stato all'altezza della situazione, qualche altro nome è stato forse più all'altezza di quello che noi ci aspettavamo, però a causa di alcune difficoltà di natura logistica, e ne cito uno per tutti, il terreno di gioco, che è, diciamo, ai limiti della sua praticabilità, abbiamo avuto diversi infortuni importanti. Si è infortunato Litteri, si è infortunato Giama, si è infortunato Echeverria, si è infortunato Ruffini e tanti altri, per cui noi abbiamo avuto una rosa importante, però con molti infortunati, per cui non abbiamo potuto dotare nella pienezza delle sue funzioni questa compagine per fare, diciamo, per recitare il ruolo che noi pensavamo potesse recitare l'Agregasi. Però, tirando un po' le somme, in 8 partite abbiamo realizzato 12 punti, abbiamo disputato, credo, 3 partite di Coppa Italia e le abbiamo vinte tutte e 3. Per cui, diciamo, siamo nella fase, chiamiamola così, finale della fase regionale, perché credo che incontreremo il Trapani, può essere un po' considerata la fase finale di questa Coppa Italia regionale, per cui diciamo che il consuntivo è assolutamente positivo e soddisfacente per questa società, grazie anche all'impegno dei miei collaboratori, all'impegno dei vicepresidenti Callari e Lala, del direttore generale Sciano, del direttore sportivo Cammarata, del direttore tecnico Russo, di tutti quelli che hanno creato queste condizioni. È chiaro che negli ultimi tempi abbiamo visto che la compagine ha degli alti e bassi, per le ragioni che ho spiegato prima, infortuni, non abbiamo mai avuto la disponibilità totale e poter dare all'allenatore diciamo, la formazione ideale per poter esprimere quella che è la sua idea di calcio. Però malgrado tutto questa società è attenta. Abbiamo avuto l'infortunio di Litteri, che è chiaro che nella fase avanzata ci ha fatto soffrire un po', però questa società, per la serietà che la contraddistingue, siamo subito ricorsi al mercato e finalmente possiamo dire che siamo nella fase finale del tesseramento di Morimoto, perché abbiamo espletato tutte le formalità burocratiche. Oggi Morimoto è partito per Tokyo per farsi rilasciare questo benedetto permesso di soggiorno, rientrando ad Agrigento sarà tesserato, per cui sarà disponibile a 360 gradi per l'Agregas. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo preso un giocatore importante, poi vedrete di che spessore è, 2 grandi, diciamo, player, Mirval e Leuca, Petruleuca, 2 giocatori che hanno fatto sempre le serie superiori e sono considerati 2 top player importanti. Ecco, questo è quello che noi consegniamo oggi alla tifoseria di questa città. E con orgoglio posso anche dire una cosa, cioè questa società ha fatto sì che l'Agregas ritornasse ad essere considerata come agli antichi sprentori. Da qualche anno addietro in Agregas le persone che si contattavano, i giocatori che si contattavano non erano alcunché propensi a venire a giocare per questa gloriosa maglia. Da quando ci siamo noi, diciamo che la gente fa la fila per essere annoverati tra i tesserati dell'Agres, e questo è un fatto che noi lo annoveriamo e lo diciamo con molto orgoglio, quello di avere ridato quella dignità calcistica a una società che merita questo ed altro.
mi voglio anche soffermare il rapporto con l'amministrazione comunale, cioè noi quest'anno abbiamo detto che facciamo un campionato di assestamento, ma di assestamento significa anche di alta classifica. Questa non è una squadra che può lottare per il play-out, questa è una squadra che deve stare nella prima fila della classifica, significa una squadra che deve tentare di fare i play-off. Quinto, sesto, settimo posto, però noi siamo allocati in quella posizione per quello che abbiamo creato come compagine calcistica. Stiamo cercando di aprire un rapporto nuovo con l'amministrazione comunale, che nel passato non c'è stato, nel passato, lo dobbiamo dire in maniera molto chiara, c'è stato disinteresse totale da parte dell'amministrazione comunale e da parte del vecchio assessore Giulla. Questo nuovo assessore che si è insediato a maggio del 2023, significa pochi mesi fa, ha dato dei segnali forti, dei segnali tangibili a questa società e già qualcosa di visibile si è notato. È chiaro che questo non basta, cioè noi abbiamo bisogno di forti interventi strutturali, abbiamo bisogno che si faccia un intervento forte sul terreno di gioco, ma non tanto per la qualità del gioco, ma tanto perché con il campo ondulante abbiamo e possiamo avere tanti infortuni che possono anche decimare in alcune partite la squadra. Il sindaco mi pare che si sta rendendo conto che qualcosa su questo fronte la devono fare, perché la squadra di calcio è il fiore all'occhiello di una città. È una città senza una squadra che militi in categorie importanti, è una città che secondo me è handicappata e non ha grandi prospettive nel futuro. Noi queste prospettive le vogliamo avere, tant'è che siamo stati designati a essere capitale della cultura nel 2025. Per cui io mi auguro che questo sindaco, che questo consiglio comunale, che questi amministratori capiscano l'importanza di guardare, di dare un occhio, un'attenzione particolare a questa società. Voglio anche lanciare un monito nei confronti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale su un fatto che secondo me non è stato mai preso in alta considerazione. Cioè noi oggi come Agragas, come il brand di Agragas, siamo impegnati fortemente nel sociale, tant'è che in questi giorni abbiamo fatto una lettera di intenti con i volontari di strada per poter stare vicino a loro, a servizio dei poveri e a servizio dei meno fortunati. Questo è l'impegno che noi ci siamo assunti, un impegno altamente sociale, e un altro impegno è quello della inclusione. Noi oggi vogliamo portare avanti un progetto, tant'è che abbiamo già fatto un progetto che veda nell'inclusione sia dei disabili e sia delle persone che vengono dall'Africa, che vengono dal nord. Già su questo punto abbiamo fatto un accordo con una società di promozione che è il Casteltermini, con il suo presidente che è il Michele Pillitteri, i quali già avevano un rapporto con una società africana e con questi abbiamo chiuso un accordo che vedrà giovani africani venire in Italia a poter avere quel palcoscenico che li possa anche consentire di essere notati e di diventare calciatori. Cioè vogliamo creare un sogno, ecco, questo è quello che vuole fare l'Agragas, far vivere ai giovani e ai ragazzini un sogno. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, vi auguriamo una buona serata.